Amici, chiamata da giovane, scommetto tutto sui giovani, è il titolo della puntata di oggi. Si parla tanto dei giovani, spesso se ne parla in maniera negativa, le cronache ci raccontano di giovani che sono protagonisti di atti di violenza o vittime di bullismo o ancora di giovani assuntori di droga. Ovviamente non si può mai fare di tutta un'erba un fascio, c'è di sicuro un mondo giovanile che bisogna indagare, scoprire, col quale dialogare. Oggi cercheremo di entrare in questo mondo giovanile attraverso la testimonianza di una donna. Intanto do il benvenuto a Don Bucolo, quindi chiamata da giovane, scommetto sui giovani, stiamo parlando di una persona. Di una persona, esattamente di una donna che dinanzi ai giovani si pone in modo diverso, mentre più facilmente si critica i loro disagi, i loro errori, i loro fallimenti, i loro smarrimenti che ci stanno. Parleremo di una donna che, chiamata da giovane, quindi ha ricevuto un qualcosa di straordinario nel momento chiaramente delicato della sua vita e a un certo punto ha capito che quella sua chiamata da giovane la spingeva a scommettersi per i giovani. Di chi parliamo? Una donna che viene da lontano, quindi non è da nostre parti, viene dal Brasile, una donna che ha avuto una sua storia particolare, a un certo punto della sua vita è stata chiamata da Dio e lei si trova ad essere missionaria dalle nostre parti. Si chiama Suor Simona Miranda ed è della congregazione delle Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo a San Giovanni La Punta. Una presenza qui nella nostra chiesa di Catania da qualche anno, mi piace dire qualcosina, perché nel loro convento prima c'era la presenza delle Carmelitane di clausura. La comunità di queste Carmelitane era dedicata a San Giuseppe, anche la loro comunità è dedicata a San Giuseppe. Allora le Carmelitane dovevano lasciare il convento e pregavano perché qualche altra comunità religiosa potesse prendere il posto in quella casa. Allo stesso modo anche loro pregavano perché il Signore potesse dare la loro casa. Siccome il Signore è creativo, oltre che creatore, ha fatto in modo tale che le due comunità si conoscessero e ora abbiamo la presenza di queste Carmelitane, la cui novità è data dall'evangelizzazione. Ma penso che ascoltando Sor Simona capiremo tante belle cose. Sor Simona, benvenuta tra noi. Grazie. Dunque è un carisma particolare questo delle Carmelitane, si parla poco dello Spirito Santo, eppure quando ci facciamo il segno della croce si fa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Giusto. E invece quando preghiamo spesso ci rivolgiamo al Padre o al Figlio, a Gesù, ma ci dimentichiamo della terza persona di Dio. Quindi qual è questo vostro carisma? Poi magari raccontiamo la storia, come è avvenuta la sua chiamata, la sua vocazione. Sì, allora noi siamo nati da una fondatrice che era una carmelitana di clausura, viveva là, però ha fatto un'esperienza forte con lo Spirito Santo e da quando ha fatto questa esperienza forte ancora dentro la clausura tante persone la venivano a trovare, no? E per una che è monaca la vita è un po' più restretta, può parlare ogni tanto con qualcuno ma non sempre, no? E lì lei vedeva che non era una cosa negativa, era una parola di Dio negli avvenimenti, no? Che bisogna anche leggere, no? Negli avvenimenti la parola che Dio ci sta dicendo. E lei ha consultato il suo padre spirituale, la sua madre e il vescovo e ha visto che lì c'era una chiamata in più, no? Che era portare quella vita interiore, profonda, di preghiera, di esperienza con lo Spirito Santo, che è fuoco d'amore, fuori. E così lei è uscita e ha fondato il nostro istituto, no? Che è Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo, appunto la contemplazione, contemplare per evangelizzare, portare alla contemplazione quello che sperimentiamo di bello, dell'amore di Dio, nella preghiera, no? Nelle celebrazioni, fuori. No? Lo stesso fuoco che ha colpito lei quando era ragazzina? Sì. Allora, per me, come dicevo prima, le dinamiche dei giovani ha toccato la mia vita diverse volte, non c'è come non amare i giovani per me, perché l'amore che Dio ha per i giovani lui ha messo nel mio cuore, no? E tutto ha cominciato così, io sono di una famiglia che
si professava cattolica, però non tanto frequentava, e mi ricordo abbiamo fatto trasloco di casa e mi sentivo molto sola, non soltanto perché avevamo fatto il trasloco di casa, ma per una situazione di famiglia, la mamma con depressioni, una sorella disabile, il papà che faceva il camionista non era mai a casa, e allora avevo questo vuoto dentro che mi ha segnato molto, fino a provare addirittura il suicidio, che grazie a Dio non sono riuscita perché Dio veramente ha messo la sua mano. Però lì nella scuola nuova che stavo, vedevo un gruppo di ragazzi che stavano sempre insieme, una gioia, no? Erano adolescenti in verità, no? Che cantavano canti che io non conoscevo, ma dopo ho scoperto che erano canti di chiesa, e quella gioia mi ha contagiato. Io ho detto, io voglio provare questa gioia, però avevo un po' la paura di avvicinarmi, non sapevo come, però il Signore stesso ha fatto le cose sempre con le dinamiche dei giovani, no? Una ragazza ha detto così, sai, di questo gruppo, c'è un ragazzo che ti vuole conoscere, però lui non è di questa scuola, tu dovrai venire al gruppo che facciamo in chiesa, vieni. Subito. Perché no? No? Da adolescenti queste cose certo. sono interessanti, no? Va bene, io ci vengo. Io sono andata lì per conoscere il ragazzo e mi sono scoperta conosciuta, amata da sempre da Dio, no? E Quindi in quel contesto ha capito che c'era anche qualcos'altro, oltre il ragazzo poteva essere interessato. sì, no? che pur bello, perché sono dinamiche belle, no? Però c'era qualcuno che mi amava da sempre, non era che mi aveva visto qualche volta, no? E poi lì veramente quello è stato un crescente, no? Va bene, io ragazzo, sono stato quel ragazzo pure, però non mi bastava quello, no? Mi sono inserita in quel gruppo, subito mi sono messa a servizio, avevo solo 15 anni, però già mi sono messa a servizio loro, però avevo quella sete che non mi bastava mai. Io volevo di più di Dio, di quella esperienza, e tanto più la sperimentavo, sentivo che non era una cosa solo per me, che non potevo tenere egoisticamente, no? Che dovevo trasmettere agli altri, no? E così è cominciata a venire l'altra domanda, no? Ma cosa vuole Dio da me? Anche cosa voglio io stessa dalla mia vita, no? Certo, perché c'era il fidanzatino, quindi stava bene, però sentiva che c'era qualcos'altro oltre a quell'affetto, diciamo, terreno. Sì, sì. E così ho cominciato il discernimento vocazionale, ho lasciato questo ragazzo, però come ho detto le dinamiche dei giovani sono sempre state presenti, ho lasciato questo per fare il cammino vocazionale. E quando già stavo quasi alla fine del cammino avevo deciso che mi sarei consacrata, però ero ancora giovane, volevo prima fare l'università. E mi appare un altro, però questo era molto popolare tra le ragazze, io pensavo mai si poteva interessare di me, e proprio perché io non mi interessavo di lui, lui si è sentito attratto perché aveva tutte le ragazze. Quindi quello di prima non era il fidanzatino, era l'aggancio che il Signore aveva trovato per farla arrivare in questo gruppo di giovani che frequentava la chiesa. Sì. Quindi poi dopo è arrivato quello che poi è diventato il suo fidanzatino. Sì, quello là, diciamo, abbiamo vissuto un po' più insieme, no? Ma come già eravamo tutti e due in chiesa e avevamo accolto i valori, no? Perché non sono solo delle imposizioni che la chiesa mette, no? Come restrizioni per dire no a tutto, no? Ma avevamo accolto la castità come un dono da vivere e insieme abbiamo deciso di farlo, no? di vivere la castità. Ci incontravamo per pregare insieme, cose va bene un po' insolite, però per pregare insieme, per fare la missione insieme, perché lui suonava, io già facevo le catechesi anche se avevo 17 anni, e così siamo diventati un po' la coppia modello fidanzati, no? Sembrava che la direzione della mia vita già era un'altra, però ancora non mi sentivo realizzata. Era bello, ma non mi sentivo realizzata. Ma quell'esperienza è stata importante per capire la mia vocazione fino in fondo, perché in quel rapporto di dialogo che ci incontravamo per pregare, per conoscersi, io ho conosciuto che veramente la mia vocazione non era quella. Pur bella quella relazione, era un'altra ancora. No? Quindi la strada tracciata, che sembrava tracciata, che era quella del fidanzamento, di un futuro matrimonio, in realtà si è capito che non era quella la strada. E quindi? No, allora è stato proprio con lui ho scoperto, siamo andati a un ritiro insieme e c'erano le nostre... Con questo ragazzo? Con questo ragazzo. C'erano le nostre suore e io
senza pensare ho detto a lui così, ma se io sarò suora voglio essere come loro, perché vedevo la loro gioia, che gli piacciono cantare, no? E io ho detto voglio essere come loro. Però non vedevo qual era quello che stavo facendo con lui, no? A dire questo. E poi una suora in quel ritiro ha detto così, ma guarda, questo weekend c'è un incontro per, vocazionale. Io pensavo che era soltanto un incontro, ma era per quelle che avevano deciso di entrare. E là sono andata e lì ho fatto un'esperienza di preghiera fortissima, che non è la vocazione, per decidere una vocazione a volte uno pensa che bisogna avere dei ragionamenti, non dico che non si deva ragionare, ma non è la ragione, è qualcosa più profonda che uno sperimenta, no? E nella preghiera ho sperimentato che era bello quello che vivevo, ma c'era un di più per me, no? Nel senso che c'è un di più per ciascuno, no? Se uno è chiamato al matrimonio, quel di più è là, no? Se uno è chiamato al sacerdozio, quel di più è là, no? È un più bello per me, no? Che non vuol dire in generale che uno è meno o di più, no? Sono tutte le vocazioni belle che il Signore ha creato, ma c'è un più bello per me. Io ho scoperto il più bello per me, che è sposa di Gesù per i giovani. Bellissima questa esperienza, Don Bucolo. Può sembrare fin qui il racconto di Suor Simona che sia, come dire, un momento di infatuazione giovanile, no? I ragazzi spesso si lanciano in entusiasmi, l'entusiasmo di entrare in un gruppo di giovani gioiosi, l'entusiasmo di conoscere delle suore gioiose, quindi dice questa è la situazione che voglio vivere anch'io, però evidentemente scatta qualcosa, come ci sta raccontando Suor Simona, che c'è un di più che si può vivere, perché la sua strada sembrava tracciata, no? Aveva un ragazzo, condividevano anche la fede, quindi lo stesso gruppo di ragazzi che andavano in chiesa, cantavano, facevano sicuramente le escursioni, dei pellegrinaggi, quindi tutto bellissimo, però Suor Simona capisce che nella sua vita può esserci qualcosa di ancora più bello. Allora, una cosa importante sono due aspetti che lei ha detto straordinario. La prima, se lei ha percepito che la vocazione era questa, non era frutto soltanto di ragionamenti, sì, ma nella preghiera, e questo è un elemento fondamentale, cioè io capisco a cosa il Signore mi chiama se mi metto nella sua presenza, se mi interfaccio con Lui, se mi rivolgo a Lui, se ascolto la sua parola. Quindi non esiste una vocazione se non frutto di un incontro col Signore. L'altra cosa, attenzione, lei non ha rinunziato a un ipotetico matrimonio perché ha trovato qualcosa più grande del matrimonio. Lei ha trovato il suo di più. Il suo di più, certo. Il suo personale di più. Poteva essere il matrimonio, bellissimo, straordinario, poteva essere la vita consacrata. Quindi la sua scelta non è una scelta che esclude il matrimonio, ma è la sua scelta che il Signore ha pensato per lei. Ma se lei è arrivata a questa intuizione, ritorna al primo aspetto, nella preghiera. Nella preghiera ha scoperto che c'era per lei, esatto, una gioia più grande. A cui il Signore l'ha chiamata da sempre e che ha scoperto in questo momento della sua vita. Bene, ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità e poi continueremo a scoprire in cosa adesso Suor Simona è chiamata e cosa fa, perché abbiamo detto che la trasmissione si chiama Chiamata da giovane, scommetto tutto sui giovani. A tra pochissimo. E rieccoci rientrati in studio, stiamo parlando con Suor Simona Miranda, carmelitana messaggera dello Spirito Santo. Ci stava raccontando la sua esperienza di come ha conosciuto un gruppo di giovani che frequentava la chiesa, si è avvicinata alla chiesa, aveva un fidanzatino che condivideva con lei la stessa fede, poi scopre un amore più grande e quindi la sua vocazione, quella di farsi suora. E fin qui siamo arrivati al racconto. Cosa accade? Allora, questo di più nella mia vita c'è sempre, no? E ancora volevo questo di più e nella preghiera, perché la preghiera mi ha attratto al Signore e volevo vivere più per la preghiera e sono andata a fare esperienze in clausura. E là, nonostante che fosse bello, no?
E i giovani mi sono andati a prendere là, no? Cioè, e loro sono venuti a chiedere che io facessi una testimonianza e io l'ho fatta attraverso le grade. E è stato bello vedere gli occhi luminosi, vedere tutto, però lì non li potevo abbracciarli, non potevo ascoltare uno per uno. E io ho detto, va bene, l'esperienza è bella, ma non è questa la mia vita, perché veramente lì ho sperimentato che la mia vocazione è una chiamata per vivere l'amore di Dio per loro. E lì ho lasciato la clausura, perché il nostro istituto c'è le due parti, e lì ho deciso di vivere veramente per loro. E qui siamo al punto. Cosa racconta ai giovani? Intanto come li avvicina, perché molti giovani appena vedono addirittura l'abito, una suora, scappano, o un sacerdote. Volete non confermare questo? Di tanto in tanto scappano, perché dice, ah no, questi ora ci vogliono avvicinare, la Chiesa, ci sono molti pregiudizi, molte false convinzioni. Ecco, come avvicina i giovani? Cosa gli dice? Allora, loro percepiscono cosa tu hai nel cuore. Se tu li ami, loro se ne accorgono. Forse in un primo momento possono anche avere paura. Essere diffidenti, no? Però se avvicini, non come chi vuole prendere loro per portare a chiesa, ma chi vuole mettersi alla loro disposizione per aiutarli, loro se ne accorgono. In questo vivo la mia maternità. Uno pensa che una suora rinuncia alla maternità, e no. Io vivo pienamente la mia maternità in questo. Quali sono le problematiche quando si apre un giovane? Cosa racconta una ragazza o un ragazzo? Allora, tanti problemi già partono nella famiglia, sentono tante difficoltà, perché queste cose che si dice della droga, di quelle cose, vengono dopo come conseguenza. Ma il punto di partenza nella maggior parte è la famiglia. Io penso che il primo punto è proprio questa attenzione personale a ciascuno, non a un gruppo, di essere mamma, no? Spirituali, andando uno per uno, ascoltando uno per uno, non sta sempre a dire con le parole risposte pronte, no? Ma ascoltarli. Nella misura in cui li ascoltiamo, loro già possono lì percepire l'amore che non è solo il mio, è l'amore di Dio che passa attraverso di me e che li ascolta. Sono affamati di amore? Sì, Pur sì. spesso inseriti in famiglie che possiamo dire che i genitori li amano, magari in maniera sbagliata, ma i genitori di solito sono persone che amano i loro figli, almeno così dicono. Poi magari nei fatti non dimostrano in maniera corretta questo loro amore. E quindi i ragazzi, Don Bucolo, lo chiedo anche a te. È giusta la considerazione che sento, il fatto che è normale, naturale che i genitori amano i figli. È vero, il punto è però come amano i loro figli. E purtroppo un dato che io sperimento nella pastorale familiare qui a Catania, che la maggior parte dei giovani vivono una famiglia disgregata, non più papà e mamma vivono insieme. Ora, non posso dire che i due vengono meno all'affetto dei loro figli perché giustamente si sentono il peso, la responsabilità di un figlio, di una figlia che magari non hanno il papà e la mamma insieme, però questa cosa qui, volente o nolente, tocca il cuore dei giovani. Perché io penso il dono più grande che un papà e una mamma possono dare è la loro coniugalità, la loro complicità, la loro unione. Quindi il ragazzo cosa sperimenta? Siccome papà e mamma non si amano, questo fa sì a non credere all'amore. Sì, ok, mi piacerebbe essere amato, amato in modo fedele, amato in modo eterno, perché il nostro cuore è fatto così, ma sperimentando in casa che l'amore è fallito, non crede più all'amore. E quando un ragazzo, un giovane, si trova nel suo cuore ad avere questa verità, questa menzogna, lo porta ad essere fragile, a sentirsi solo. E lì poi, e questo è quello che vede anche Sor Simona nel suo servizio ai giovani, le tante fragilità che si manifestano nel suo servizio. Allora, se ci sono dei giovani che ci stanno ascoltando, dove vi possono venire a trovare? Voi siete, credo, non certo in una chiesa, cioè siete in strada, immagino, no? Sì, noi facciamo anche evangelizzazione di strada, usciamo con questi giovani che già hanno fatto esperienza di Dio per annunciare ad altri giovani la bellezza, poi con la musica, sui
social, no? Su Instagram abbiamo il gruppo che si chiama Gioventù Messaggera. Gioventù Messaggera, quindi cercatela su Instagram, mi raccomando. Sì, Instagram, anche Facebook? Sì, è Instagram. È Instagram. Esattamente la piattaforma più utilizzata dai giovani. Sì, creata da loro stessi, io li accompagno, ma chi fa sono loro, sono tutte le cose che fanno loro. E appunto noi cerchiamo di attirare questi giovani per svolgere anche loro la missione, no? Portare loro a essere protagonisti con la musica, con gli strumenti, con i canti, no? Proprio per riscoprire la gioia di vivere, no? Perché di questa mancanza d'amore tante volte porta un vuoto, no? Che vuoto e anche una solitudine, perché un altro problema che anche i genitori dicono e raccontano è che i ragazzi tendono a isolarsi perché utilizzano in maniera anche impropria il cellulare. Quindi voi cercate anche di tirarli fuori da questa solitudine, diciamo vissuta poi sui social, ma in maniera così, senza veri rapporti umani. Sì, e loro hanno preso il gusto di stare insieme, perché oltre alle cose che inventiamo noi, loro si inventano per stare insieme. Però hanno imparato anche a usare questi strumenti, perché i social sono strumenti. Hanno la loro funzione. Hanno la loro funzione che possono essere positive, e loro hanno imparato a usare in modo positivo, e per questo hanno creato il loro Instagram e loro creano dei video, le cose loro stessi per aiutare altri giovani a uscire da questa solitudine, da questo vuoto. E se in questo momento c'è un genitore che ci sta ascoltando e capisce che il proprio figlio ha bisogno di incontrare una suora come Suor Simona, ecco, come fa a tirare fuori dalla stanza il figlio per farvi incontrare? Allora, anche noi siamo carmelitane messaggeri dello Spirito Santo. Questo evangelizzare passa per mezzo di tutti questi mezzi social che abbiamo anche noi, anche attraverso di là si possono contattare carmelitane messaggeri, abbiamo tutto, Instagram, Facebook, YouTube, tutto. E facciamo anche noi delle trasmissioni di preghiere, così. Però io penso che mostrare la gioia di vivere attira. Se riusciamo a fare anche poco, loro saranno attratti da questo. No, non è altro. Qual è la storia più, come dire, toccante, più triste che si è trovata ad ascoltare di un ragazzo o una ragazza? Allora, c'è stata una ragazza che per storia anche di famiglia, la mamma, anche lei aveva la mamma con depressione, lei è arrivata al punto, no, della sindrome di panico e tutto, ha visto una di quelle trasmissioni, ha cominciato lei lì a pregare con noi, poi si è avvicinata, oggi è una delle ragazze principali che fanno le cose per gli altri, no? Allora, lei ha toccato il fondo anche lei, però oggi è una che trasmette agli altri. Quindi, come vediamo, le problematiche legate alla solitudine, alla mancanza di affetto sono tante. Stavo pensando anche ai disturbi dell'alimentazione, sì, anoressia, bulimia, anche queste sono tematiche delicate che possono coinvolgere le giovanissime o i giovanissimi. Sì, abbiamo alcuni ragazzi che abbiamo visto proprio che si faceva anche questo, che sono venuti. Atti di autolesionismo, esatto. Sono tantissimi genitori che scoprono che i loro figli si tagliano, si tagliuzzano, hanno questi atti e sono più frequenti di quanto noi possiamo immaginare, quindi attenzione genitori, veramente grande partecipazione, grande attenzione sui ragazzi. Don Bucolo. Sì, io proprio penso che l'azione della Chiesa, ma anche l'azione dei genitori dovrebbe principalmente toccare il cuore, toccare l'affettività, non fermarci soltanto alla mente. Io mi accorgo spesso nell'azione pastorale della Chiesa diamo informazioni, diamo catechesi che sono importanti, ma se non entriamo nel loro mondo interiore, se non entriamo nel cuore, se non entriamo nella loro affettività, non entriamo proprio, stiamo fuori dalla loro porta. Perché? Perché nell'affettività lì si nasconde il sogno dei ragazzi, lì si nasconde quel bisogno profondo di amore, di amare e di essere amati. Lì si nasconde il desiderio di fare della loro vita una storia grande, una storia importante. Per questo, ma questo è anche uno dei lavori che loro fanno, perché in qualche misura anch'io seguo le loro attività. Loro fanno spesso dei percorsi che vanno a curare l'affettività.
Ultimamente hanno fatto un weekend sulla teologia del corpo, hanno invitato Tommaso e Giulia da Bologna a fare un weekend proprio a trattare queste tematiche, quindi in questo loro cercano anche di essere propositivi, oltre a curare la relazione personale, proporre qualcosa con competenti da fuori che gli propongono queste tematiche. Chiaramente è tutto un laboratorio, è una cosa nuova, è una cosa complessa e in questo loro, posso dire, sono pioniere. Pioniere, sto pensando che spesso questo laboratorio sicuramente coinvolge i genitori, le persone adulte, perché se una mamma o un papà si accorge che c'è qualcosa di particolare, di strano in un figlio, forse è il primo passo dovrebbe essere quello del genitore di avvicinarsi a dei gruppi, alla Chiesa, per essere a loro volta canali di fede, di messaggi di speranza. Cioè non puntare sempre il dito sui giovani, sui ragazzi, No, sul figlio. Ah, il figlio non esce, il figlio è troppo sui social. Ma tu hai gli strumenti per cercare di tirare fuori tuo figlio da questa situazione? Perché non è semplice dire al ragazzo avvicinati alle suore missionarie dello Spirito Santo, perché con molta probabilità il ragazzo dirà, se non si appassiona lui stesso attraverso i social, attraverso Instagram, ma a volte non vengono per noi direttamente, diciamo andiamo a passeggiare sull'Etna. Ecco. E là scoprono il gruppo, andiamo a ecco. vedere un film e poi là scoprono che è un gruppo che è molto unito, no? Certo. Direttamente dire andiamo a pregare è difficile veramente, però ci sono altre cose che loro amano, sono la loro passione, che sono cose belle, perché no? Quindi i genitori possono, come dire, coinvolgere i figli in qualche vostra iniziativa che sicuramente è attraente per i ragazzi e poi lì si crea il contatto, la relazione. E chiaramente non si può mai distinguere una problematica giovanile da una problematica familiare. Le due cose vanno sempre insieme, tant'è vero che la loro azione, perché lei, Suor Simona, si occupa dei giovani, ma all'interno della comunità c'è anche chi cura le famiglie, perché è chiaro non si può lavorare sui giovani senza le famiglie, non si può lavorare con le famiglie senza i giovani, quindi le cose sono strettamente legate e lavorare in simbiosi diventa fondamentale. Io mi accorgo come quando un giovane chiede aiuto o quando una famiglia chiede aiuto, alla fine le due cose sono ben legate. Magari è uno dei due che esprime l'SOS, ma di fatto c'è un coinvolgimento generale. Per questo io credo che la nostra capacità deve essere quello di saper interagire sia con i giovani, con le famiglie, facendo un'azione integrale per il loro bene. E noi qui abbiamo Suor Simona che scommette sui giovani perché ci crede e crede che nei giovani ci siano tante di quelle risorse positive che basta un niente per tirarle fuori e per regalare loro la gioia di vivere. Così, appunto questo abbiamo sperimentato nelle evangelizzazioni di strada. A volte il ragazzo che apparentemente ti fa anche spaventare, se uno si avvicina, lui riesce a tirare di dentro, dalla profondità di sé, bellezze immense. Allora non si può fermare all'apparenza, alla critica, no? Bisogna conoscere in profondità, perché Dio lo ha fatto bello. No? Bisogna scoprire e farlo venire fuori in questa bellezza. Grazie Suor Simona, grazie Don Bucolo e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!